Vedi con subito che ho mandato. Metti a verbale. Allora, ci risulta che siete stati a pescare a Olbia. Sono professionista, ma prendo solo pesciure, bacchette e sarragne. E cosa ci faceva a Olbia? Io non sono mai andato a Olbia. Lei c'è stato, abbiamo tutte le prove. Sono andato a Alghero. Insomma... Alghero, sono andato a Alghero e a Bosa. E come facevano a Bosa? Come facevano... E come facevano a Bosa? Non me lo ricordo come facevano a Bosa. Voi dovete pescare a Cagliari, non a Olbia. Ho sempre sentito dire Bosa, cosa si fa a Bosa, come facevano a Bosa, non ho mai capito cosa fanno a Bosa. Guarda, quando sono entrato ho detto, per me quello è un cretino. Seguiscilo. Subito. Insomma, la verità voglio. La verità è che di Olbia vengono a Cagliari. Questa è la prova. Quale prova? Lo capisco, sanno le corna. Lei deve sapere che le cozze di Olbia sono tutte marchiate. Hanno tutte il marchio del biccorno. La differenza è che a Olbia sono cornute e a Cagliari no. Cioè, per questo le conosco anche a Cagliari, cornute, e posso ricordarmene diverse. Pettico sudonto, io sto parlando di cozze, capi? Io il problema lo vedo in termini scientifici, brava. Le orecchie le devi togliere, però se dobbiamo camuffare il marchio. Ti dicevo che se noi riusciremmo ponte a noi alla dogana quando ti fermano, tu devi dire le cozze non hanno le orecchie, sono del Cagliari. Chiaro, avete capito? E non te ne fermano. Comprendo. Tutto ti devo spiegare sempre, bambino. La voglio informare che tutto quello che passa per la dogana deve essere aperto. Per cui ha qualche cosa da dichiarare. C'ha qualche cosa da dichiarare dentro la valigia. Guarda che io la valigia gliela devo aprire, lei deve dichiarare che cosa c'ha. Cozze, cocciole, cozze di Olbia c'ha per caso. Niente da dichiarare. Niente da dichiarare, c'è, vero? No. Allora io le apro la valigia No. adesso. Ah, Gesuino, apri la valigia, vedi un po', senza romperla, senza romperla, tira quella parte. E questo è avvenuto, eh? Siamo quasi alle sgocciole delle indagini, è tutto chiaro. Ormai le cozze da Olbia arrivavano a Cagliari, sicuramente... Siamo innocenti, quello devo dire. Sì, innocenti. A proposito, guardi che stiamo indagando con i cani anticozza a casa sua, eh? Buongiorno. Vorrei sapere chi ti ha dato il permesso di entrare in casa mia, a voi. Vorrei sapere che cosa state facendo a casa mia. Secondo lei questo che cosa sarebbe? Quella è una capra che ha disegnato mia figlia. I reperti parlano Ma male. quali reperti? Mi sto cazzando anche questa settimana. Guardi, Mi fate incazzare tutte le settimane. abbiamo prove schiaccianti. Quali prove? Quali prove? Questa è una prova schiacciante, guarda. Questa è odore di cocciola di Olbia. L'abbiamo inchiodata. Questa è la volta che ci cucano. Tutta colpa tua, ti avevo detto. No. No. Ti avevo detto di stare attenta. E poi porti la valigia e non te ne vai senza valigia. Momento. Adesso ti spiego. La vita è un cerchio. Com'è questo? Lo vedi? Ma è un quadrato. No, è un cerchio. Allora tu ci entri dentro. Ma è un quadrato. No, è un cerchio. Allora tu ci entri dentro. Mi sto cazzando. È un quadrato. No, è un cerchio. Disgraziato. Pastiglia per voce grossa avete? Buongiorno, Quante ne vuoi? Buongiorno. Un pacchetto. Per tuo marito. Sì, tieni una bocia e merda. Permette, signora, io Prego. sono Merlino, il cerimoniere della regione. Volevo dirle che dopo la manifestazione dell'altro giorno la Giunta ha preso in considerazione il problema di voi. Ma credo che sia il momento buono per andare a vedere il telegiornale. Prego, signora. Grazie. Allora vado a vedere il telegiornale.